5 giorni di allenamenti in vista del Mondiale 2023. La nazionale italiana di nuoto paralimpico si è ritrovata a Roma nel secondo collegiale stagionale organizzato dalla friulana Danieli. Il Danieli Training Camp vede la partecipazione di 10 atleti azzurri di livello mondiale, tra i papabili vincitori delle rispettive categorie proprio alla massima competizione del nuoto paralimpico di Manchester. Luigi Beggiato, Francesco Bettella, Monica Boggioni, Vincenzo Boni, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Emanuele Marigliano, Efrem Morelli, Angela Procida e Arianna Talamona potranno nel centro di preparazione paralimpica delle Tre Fontane a Roma testare il loro momento di forma e mettere chilometri nelle braccia e nelle gambe in vista del mondiale. Abbiamo scelto questi atleti, ha commentato Riccardo Vernole, direttore tecnico della nazionale, perché in questo momento hanno i requisiti di convocazione al mondiale e vogliamo che mantengano o addirittura migliorino le posizioni entro il 15 maggio, quando saranno fatte le scelte definitive. 7 le sessioni di allenamento in programma, con 2 competizioni poi di livello, il Trofeo Calegaris a Trieste e la City Para World Swimming Series di Berlino, che consegneranno la squadra azzurra che andrà ai mondiali di Manchester.